Andiamo a scoprire le cascate del Silan e adesso stiamo facendo il percorso che da Val Rovina va verso San Michele. È tutta una scoperta anche per noi. Questa è una vecchia mulattiera, però è tenuta bene, È tenuta molto bene. È bella. Questa mulattiera abbiamo letto che si chiama Via Armentaria. Poi se qualcuno sa perché ce lo scrive nei commenti. Per questo percorso si parte proprio dal centro di Val Rovina, vicino alla chiesa c'è un parcheggio. E poi in pochi minuti siamo su questa mulattiera e circa poi in una mezz'ora o anche meno dovremo raggiungere le cascate. Poi per fare tutto il percorso completo, dove c'è anche un bel eremo da visitare, ci vuole circa un'oretta. Poi vediamo di andare a vedere anche l'eremo. Wow, belle! Le cascate di Indiana Jones! Che bello qua! Infatti ci dicono che vengono a fare anche il bagno. Infatti ora capisco perché. Ragazzi, una curiosità, Silan è un nome cimbro e significa il luogo in cui scorrono le acque. Meglio di qua. Facciamo il bagno? È ancora un po' prestino. E te sei col piumino, come fai col piumino? Io ho un caldo. Poi vengo dalla montagna. Ma qui è caldo, saranno 20 gradi oggi. Che bello raga, facciamo un paio di foto, un paio di immagini qua, che è proprio bello. Le cascate del Silan nascono dal torrente del Silan, quindi l'omonimo, e da Val Rovina scendono fino a San Michele, che sono due frazioni comunque di Bassano. E adesso andiamo all'eremo di San Bovo. Wow! Guarda che albero! Vieni a vedere come è fatto qua. Madonna, che è un monumento questo. Accidenti, è tutto cavo dentro. La natura ragazzi, quando fa queste cose, guardate come si è messo in piedi sulla roccia. Questa è roccia e questa è radice. Allora qualche inquilino qua. Sì, qualche scoiattolo. Noi abbiamo trovato anche l'albero magico dopo la cascata. Vedi qua, qualcuno ha messo i biscotti per gli scoiattoli. Hai visto, simpatico? Vedi. Per loro qua è tipo un castello. Sì, anche di più. Andiamo all'eremo? Andiamo all'eremo. Prima o poi arriveremo a quest'eremo. La direzione che prendiamo adesso è per Privà. Quindi siamo ritornati sui nostri passi fin qui. Prima eravamo a questo bivio. Esatto. E adesso andiamo verso San Bovo. Dove c'è l'eremo? E quindi Direzione Privà. Tutto droit. Mette pace sto sentiero. E hanno ragione a consigliarlo in primavera e in autunno. Dicono che i mesi migliori sono questi. Questo paesaggio mi ricorda molto la Toscana. Collinette, simile, vero? Ulivi.
E questa è una bella strada di bosco, eh? Scommetto ti piacerebbe anche questa. Intendo un proposto. Alta via del tabacco! Quante storie Questa è dietro al tabacco. storica! Deve essere questo qua dietro, l'eremo. Ah, che bellino. È proprio in mezzo al bosco. Scopriamolo, scopriamolo. L'eremo adesso è chiuso, quindi non possiamo entrare. Comunque c'è l'eremo e dall'altra parte c'è la celletta dove dormiva l'eremita. Si dice che ci sia stata presenza di eremiti già partendo dal XV secolo. Comunque questa costruzione dicono che ci fosse già tanti anni prima, perché c'erano dei graffiti, quindi sia molto antica come costruzione. Poi è stata usata come eremo. Oh, ho capito, interessante. Eh. Proprio in questo posto qua Sì. c'erano dei graffiti Sì, antichi, sì, sì. tipo preistorici. Esatto, dicono addirittura dell'età del ferro. Adesso non vedo niente, non so qui dove conservano questi graffiti. Ah! Dai, sì. Ciao ragazzi, da questo posto bellissimo e splendido vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. Noi ora torniamo a casa per la Sì, solita. dopo questa bellissima passeggiata tra cascate e montagna torniamo a casa. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro canale e alla prossima. Ciao. Ciao.